Venezia il prefetto firma il provvedimento che rende operative ufficialmente le zone rosse. A partire da giovedì da Mestre a Venezia la mappa delle aree è sotto controllo. Intanto tra gli effetti della zona rossa a Padova c'è anche l'incremento delle multe ai senza tetto nell'area della stazione, il racconto di una di loro, il sindaco Giordani critico, le marginalità si affrontano con umanità. Subaffitti, presenza di irregolari e degrado, maxi operazione della polizia all'alba in un condominio di Corso del Popolo a Mestre, al centro di recenti polemiche. In preda ad una crisi di astinenza, alterato dall'alcol, il trentenne vicentino resiste all'intervento dei sanitari urlando e scacciandoli, la polizia costretta a usare lo spray al peperoncino. La padrona settantenne ha un malore in un parcheggio a Treviso, il suo cane attira l'attenzione della polizia abbaiando sul ciglio della strada e guidando gli agenti dalla donna che viene salvata. Prima fecondazione eterologa nell'azienda ospedaliera di Padova, test di gravidanza positivo per una coppia veneta di 45 anni, in attesa altre 15 coppie. Per il secondo anno consecutivo Vasco Rossi sceglie Bibione per la data zero del suo tour estivo. Il 26 e 27 maggio il concerto del più famoso e amato rocker italiano. Buonasera e ben ritrovati dall'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, questi i titoli, ma in primo piano vediamo subito insieme quello che è il nostro sondaggio di questa sera. Il caso nei centri migranti in Albania, il governo sta valutando di rilanciare un nuovo piano per trasformare le strutture di CPR. Allora vi chiediamo, Albania ora diventano centri per espulsi, è giusto? Le modalità per esprimere la vostra opinione sono le consuete, potete quindi chiamare i numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del nostro sondaggio verrà reso noto come sempre questa sera nel corso di Ring in onda a partire dalle 21. Ed ora le zone rosse che ora a Venezia saranno operative già a partire da giovedì in occasione del Carnevale. Sentiamo. Zone rosse è una indicazione che abbiamo ricevuto dal Ministero dell'Interno e cerchiamo di adattarla alla realtà del nostro territorio. Il prefetto Darco Pellos l'aveva già preannunciato la settimana scorsa. Ora, con la firma del provvedimento durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, c'è l'ufficialità su quali saranno le zone rosse che entreranno in vigore dal 13 febbraio al 5 marzo in Comune di Venezia. Zone inibite, si legge in un comunicato della Prefettura, soggetti che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione in sicurezza, adottando comportamenti che possano turbare l'ordine pubblico e la civile convivenza. Nello specifico adotteremo le misure delle zone rosse nel periodo di Carnevale, elevando un po' tutti quei comportamenti che possono essere considerati perniciosi. Cioè noi prenderemo in considerazione, oltre a tutti gli altri reati che sono il bosseggio eccetera eccetera, anche quelli che sono delle molestie nei confronti delle donne o comunque delle fasce più deboli della popolazione. Durante il Carnevale, quindi, a Venezia saranno zona rossa Piazzale Roma e la stazione ferroviaria, compreso il piazzale di Santa Lucia e il Ponte degli Scalzi fino a Campo San Geremia. Nell'area di Rialto, oltre al ponte, Campo San Bartolomeo nel lato del Sestiere di San Marco e Campo dell'Erbaria nel lato San Polo. A Santa Croce, Campo San Giacomo dell'Orio, quindi il ponte dell'Accademia a Dorsoduro e naturalmente Piazza San Marco. Molto ampia la zona rossa anche a Mestre. Si parte dalla stazione per estendersi alle aree attorno. Via Trento da un lato, via Piave con via Montenero andando verso il centro. Più in là sarà zona rossa anche via Torino con via Linghindal. Quindi tutta Corso del Popolo con via Gozzi e piazza Ferretto. A Marghera sarà zona rossa il quadrilatero compreso tra via Fratelli Bandiera, via Rossarol, via Sant'Antonio e via Lavelli. Contemporaneamente un'ordinanza del Comando Generale della Polizia Locale ha stabilito che durante il Carnevale, in caso di assembramenti che possano compromettere sicurezza e circolazione a Venezia città, gli agenti potranno dirottare il traffico pedonale con l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, se necessario, le aree interdette. Le sanzioni ai trasgressori potranno arrivare fino a 500 euro. Intanto tra gli effetti della zona rossa a Padova anche l'incremento delle multe ai senza tetto nell'area della stazione. Ai nostri microfoni le parole di una di loro. Intanto il sindaco Giordani commenta: le marginalità estreme vanno affrontate con umanità. Sono 5-6 multe entro un anno e 6 mesi.
Non hanno pagato perché niente soldi di pagare multa. Seduta sulle scale delle cucine popolari in via Tommaseo, tutta una vita stipata in una borsa nera. È in una tasca di questa borsa che Ligia conserva le multe che le sono state fatte, quasi tutte negli ultimi giorni. 2 solamente sabato nel giro di poche ore. Aumentano i controlli in stazione dopo l'istituzione della zona rossa a Padova e aumentano le sanzioni. Nel mezzo finiscono molti senza tetto che vengono multati per bivacco vietato dal regolamento di polizia urbana in tutta l'area della stazione. Io non sto lavorando perché ho problemi tanto di salute qua, ho ernia ombilicale, voglio operare, non voglio niente, anche non voglio dormire di là, non voglio si disturbo, voglio se faccio operare qua a Padova sono dottori bravi, ma alzo. Dopo voglio lavorare anche 4 anni fino a 67 anni, se dopo basta entro in pensione. Sulla vicenda delle multe ai senza tetto è intervenuto anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Penso che sia indispensabile evitare polemiche. Proprio con questo intento vorrei chiarire che non solo la Giunta ma tutte le istituzioni della città vivono nella sincera convinzione che i fenomeni di marginalità vanno gestiti con grande umanità, ha detto il sindaco, aggiungendo: dobbiamo entrare in un sempre maggior coordinamento dove io per primo dico a me stesso che possiamo e dobbiamo fare di più, tutti assieme, ha scritto in una lunga nota al Primo Cittadino. La storia di Ligia è emblematica e rappresenta le tante storie di marginalità che affollano la stazione. Io sono cosciente che disturbo. Sono cosciente, signora, che disturbo. Anche per poliziotti di stazione, anche per... Questa è la vita mia adesso. Hai visto più controlli in questi giorni? Sì, sono tanto, sono carabinieri, sono... penso che questura stavo fino alla 12, 1, 3 di notte stavo in stazione. Ligia, in Italia da 23 anni, fino al 2020 aveva un impiego come badante. Ora vorrebbe solo operarsi per poter tornare a lavorare. Anche le cucine popolari sono sulla stessa linea del sindaco Giordani e si uniscono all'appello per chiedere alle istituzioni e alle forze dell'ordine di trovare strade comuni per aiutare le persone più vulnerabili, sole e povere. Non è con le multe ai più poveri che si risolve il problema del degrado di una città, ma con politiche di contrasto alla povertà e di sicurezza che coniughino le norme con la dignità delle persone, ha scritto in una nota la Fondazione Nervo Pasini. Subaffitti, presenza di irregolari e degrado, maxi operazione oggi all'alba della polizia in un condominio in Corso del Popolo a Mestre. Il blitz è scattato alle 5 di mattina. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, militari del reggimento Lagunari impegnati nell'operazione Strade Sicure e polizia locale sono entrati in questo condominio di Corso del Popolo, diretti e coordinati dal commissariato di pubblica sicurezza di Mestre, dopo diverse segnalazioni per condotte e fatti illeciti avvenuti al suo interno. Noi poco meno di un mese fa come polizia locale si era intervenuti su alcune segnalazioni in alcuni appartamenti dove si faceva locazione turistica ed era stato riscontrato sovraffollamento, sanzionati e messi a posto. Oggi arriva questa azione da parte della questura a seguito di segnalazioni da parte dell'amministrazione di condominio e dei residenti. Da tempo a Mestre viene segnalato un pesante sovraffollamento di extracomunitari in appartamenti che a volte coprono quasi interi condomini. Si parla di subaffitti abusivi, situazioni di degrado e incuria, presenze di cittadini irregolari. I condomini di Corso del Popolo sono pieni di queste situazioni. Chiunque viva o lavora in un condominio in questa zona sa che ci sono uno o più appartamenti subaffittati a etnie diverse e abitati da numerosissime persone. Purtroppo è un po' degrado, la situazione non va bene, insomma, ci vorrebbe un po' di controllo. Anche questa povera gente che viene qua magari però deve essere più controllata. Nel caso specifico sono state rilevate numerose irregolarità sia in un bed and breakfast che nelle mancate presentazioni delle dovute dichiarazioni di ospitalità da parte di alcuni proprietari di immobili. Le forze dell'ordine stanno ora effettuando accertamenti su irregolarità amministrative, economico-fiscali e igienico-sanitarie. Strano che non ci siamo accorti prima, non ho capito. Nel senso che si sapeva, dice? Ma voglia alla grande, sembra di essere in Bangladesh, cioè una cosa inconcepibile. Adesso ho visto che ha venduto anche Wilmer qui perché non ce la faceva più.
Un disastro. Meta adesso è predefunta, insomma. Non hai mai pensato di andare via, di trasferirsi? No, sono nato a Venezia, sono trasferito, non andrei via da Mestre lo stesso. Anche se, ripeto, Mestre è molto diversa da come l'ho conosciuta, è molto peggio. Da incandescenze crea il caos in casa, la polizia interviene e lo blocca con lo spray al peperoncino. Siamo a Vicenza. Da incandescenza in casa e la famiglia lancia l'allarme. In viale San Lazzaro a Vicenza si precipitano l'automedica del SUEM 118 e gli agenti della squadra volanti della questura. L'uomo, un trentenne in evidente stato di alterazione dovuta anche all'alcol, dice frasi deliranti e viene trattenuto a fatica da uno dei fratelli presenti. Fatto scendere in strada e portato fino all'ambulanza, riesce però a divincolarsi e cerca di darsi alla fuga, diventando violento e prendendo a pugni il fratello, che dopo averlo rincorso lo blocca. Per evitare che l'aggressione degeneri ulteriormente, gli agenti usano lo spray al peperoncino in dotazione alla Polizia di Stato. Una volta immobilizzato, il trentenne è stato scortato a bordo dell'ambulanza fino all'ospedale di Vicenza, dove è stato sottoposto alle cure mediche. Un cane sul ciglio della strada abbaia e conduce i poliziotti dalla sua padrona a terra, colta da malore. È la storia di Mia Amstaff, di 3 anni, che ha salvato appunto la sua padrona. Un cane che abbaia nervosamente ai lati della carreggiata di strada Ovest a Treviso, quasi a voler richiamare l'attenzione di passanti e automobilisti. Ferma sempre nello stesso punto, Mia, un Amstaff di 3 anni, appena qualcuno si avvicinava gli saltava addosso. Spaventati i passanti nel buio del tardo pomeriggio di mercoledì scorso cercavano di evitarla per paura di essere aggrediti. Di passaggio una volante della Polizia di Stato e del reparto prevenzione crimine, vedendo il cane, si sono fermati notando che Mia continuava ad andare loro incontro per poi allontanarsi. I poliziotti a quel punto hanno seguito l'animale che li ha portati dalla padrona settantenne riversa a terra nel parcheggio poco distante. Immediata la chiamata ai sanitari del SUEM 118 che hanno soccorso la signora quasi priva di conoscenza. A colpirla un attacco di ipoglicemia. Ancora stesa a terra, Egle continuava a chiamare la sua cagnolina perché le stesse vicina. Una volta sull'ambulanza, Mia non voleva lasciare la signora. È servito l'intervento del marito 62enne per spostarla di peso e allontanarla, così che i sanitari potessero portare la signora in ospedale. Mia mi segue ovunque, ha raccontato Egle, da quando io e mio marito l'abbiamo portata a casa 3 anni fa non ci siamo mai separate. Senza di lei forse ora non sarei qui. Il ringraziamento poi alle forze dell'ordine che l'hanno salvata, una vicenda di cui presto tutta la comunità di Treviso è stata messa a conoscenza. Il plauso anche del vice sindaco Alessandro Manera. E ancora una volta si denota quanto i nostri amici a quattro zampe siano importanti per noi e quanto tante volte abbiamo più sensibilità anche degli umani. Soprattutto quando devono stare vicini a persone con disabilità di qualsiasi età, gli animali hanno una sensibilità particolare, lo dimostrano in diversi modi, forme, ci sono tante associazioni che lavorano con gli animali esattamente per ottenere quei risultati e quel tipo di empatia che spesso l'uomo non arriva ad avere. Prima fecondazione eterologa nell'azienda ospedaliera di Padova, test di gravidanza positivo per una coppia veneta di 45 anni. Il 6 febbraio il primo test di gravidanza positivo dopo il nostro primo transfer da procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, quindi per noi devo dire una grande gioia, una grande soddisfazione. È una coppia veneta ad aver iniziato il primo trattamento di procreazione medicalmente assistita con fecondazione eterologa eseguito pochi giorni fa nell'azienda ospedaliera di Padova. Altre 15 coppie sono in attesa e pronte. Da un anno il centro padovano è al lavoro su una procedura possibile grazie all'inserimento nei LEA avvenuto a gennaio 2025 dopo una sentenza della Corte Costituzionale dell'aprile 2014. La sentenza della Corte Costituzionale ha rappresentato una pietra miliare, garantendo a queste coppie di poter essere, seguite anche all'interno del loro paese e quindi da medici competenti in Italia. Oggi, grazie all'introduzione di questo tipo di percorso nei LEA, queste coppie possono usufruire di questo percorso anche all'interno del sistema sanitario nazionale. Un percorso ben definito, quello che individua le coppie eterosessuali che possono accedere alla PMA eterologa,
teologa. Già a giugno 2024 l'azienda ospedale Università di Padova aveva individuato, dopo un'indagine di mercato, la banca di donazione dei gameti, un istituto greco di Salonicco. La banca riceve dalla nostra struttura la richiesta di acquisizione di ovociti per una determinata coppia, riceve quelle che sono le caratteristiche, diciamo così, somatiche, fenotipiche, quindi l'aspetto di quelli che saranno i potenziali genitori, e si occupa di reclutare una donatrice che da questo punto di vista sia compatibile, quindi quanto più somigliante a quelli che poi un domani saranno i genitori. Il nulla osta definitivo viene poi dato dall'equipe padovana. 45 anni entrambi, da una decina d'anni la coppia che sta vivendo questa gravidanza cullava il sogno di diventare genitori. Fallita la PMA omologa, questa era per loro l'ultima speranza. Importante l'investimento economico da parte dell'azienda ospedaliera. Un pacchetto di ovociti costa 2.800 euro, una paillette di liquido seminale 350 euro. Questo il contributo richiesto. Per ora l'accesso di fatto è pagando il ticket e davvero un modesto contributo alle spese. Sì, è così, si paga appunto un ticket e un modesto contributo alle spese, quindi sono circa, tra una cosa e l'altra, sono circa 300 euro, insomma, ecco, che vengono utilizzati per questo tipo di servizio. Un'iniziativa speciale segna l'inizio del Giubileo della Speranza con un focus sul beato Papa Giovanni Paolo I. Coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. Un viaggio tra fede e memoria, un'opportunità per riscoprire la spiritualità di Papa Giovanni Paolo I, il beato Papa Luciani. Per il Giubileo della Speranza sono stati creati 3 itinerari che porteranno i pellegrini a visitare i luoghi più significativi della sua vita e della sua carriera ecclesiastica. L'annuncio da Roma è stato dato da Loris Serafini, direttore del MUSAL, Museo Albino Luciani. Si parte da Canale d'Agordo, il paese natale del Papa, dove il 17 ottobre 1912 nacque Albino Luciani. Il percorso, intitolato Dalle Dolomiti alla Cattedra di Pietro, ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dalla sua giovinezza fino al suo pontificato. Il secondo itinerario, il Papa delle Dolomiti, condurrà alla scoperta dei luoghi sacri legati alla sua fede, tra santuari e monti dove Luciani visse la sua spiritualità, profondamente influenzato dalla bellezza delle Dolomiti. Per il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, questi itinerari rappresentano un'opportunità significativa per comprendere meglio la spiritualità mariana di Papa Luciani e il suo legame profondo con la terra delle Dolomiti. Il terzo itinerario, il Giubileo dei Pontefici, non si concentra solo su Papa Luciani, ma include anche i luoghi nativi degli altri grandi papi italiani del XX secolo. Un cammino che unisce Veneto e Lombardia sulle tracce di Pio X, Pio XI, Giovanni XXIII e Paolo VI. Ogni tappa di questo percorso rende omaggio alla figura di questi 5 pontefici che con il loro impegno hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Un percorso che celebra insieme fede e pace. Un'occasione unica per immergersi nella storia e spiritualità di Papa Giovanni Paolo I e degli altri papi italiani in un giubileo che promette di ispirare e unire i fedeli di tutto il mondo. Per il secondo anno consecutivo Vasco Rossi sceglie Bibbione per la data zero del suo tour estivo. Il 26 e 27 maggio il concerto del più famoso e amato rocker italiano. Stai pure certo che questa è la volta che voleresti. Il leggendario Vasco Rossi torna a far sognare i suoi fan con 2 concerti a Bibbione. Dopo settimane di attesa è finalmente ufficiale. Il Blasco darà il via al suo tour Vasco Live 2025 con una doppia data nella nota località di mare. Da Los Angeles, dove ha festeggiato il suo 73esimo compleanno, Vasco ha annunciato ai supporter di segnare le date del 26 e 27 maggio sui loro calendari.
Il 26 maggio ci sarà un soundcheck esclusivo per i membri del Blasco Fan Club, mentre il 27 maggio tutti gli appassionati potranno vivere la magia del concerto aperto al pubblico allo stadio comunale di Via Timava. Viva Vasco! Olè! Viva! Il sindaco di San Michele a Tagliamento, Flavio Maurutto, ha espresso grande entusiasmo e onore per ospitare i rocker di Zocca per il secondo anno consecutivo. Ringraziamo Vasco per la fiducia accordata a Bibbione, ha dichiarato il primo cittadino. Faremo tesoro dell'esperienza positiva del 2024 e siamo già al lavoro per accogliere nuovamente le decine di migliaia di fan che riempiranno lo stadio. Forse non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.